Proprio brevemente, cosa si potrebbe fare per fare migliorare un pochino le cose? Guardi, due sono le cose: o si abbassa la pressione tributaria, imposte, tasse, tributi, oppure si aumentano i servizi che con l'attuale pressione tributaria noi paghiamo. Non è possibile una situazione in cui noi paghiamo più di altri paesi europei, di quasi tutti, tolti i paesi scandinavi, ma poi i servizi non ci sono o sono scadenti. In mezzo c'è tutta l'inefficienza della nostra burocrazia, la nostra incapacità di dare alle imprese una possibilità, nel senso che ci vuole più tempo per ottenere i permessi, ci vuole più tempo per fare le cose, ci vogliono più spese per ottenere per esempio anche una sentenza. Tutti parlano di riforma della giustizia. Partiamo da quella civile, che dal punto di vista pratico è forse più importante di quella penale, perché in Italia ci vogliono dai 5 ai 7 anni per avere, qualcuno dice anche 11 per avere una sentenza, e quindi non c'è certezza. Quando un'impresa vuole sapere se sarà pagata, deve avere una giustizia che funziona e velocemente. Dicono tutti che siamo grandi evasori, ma è proprio vero? Ma no, i dati dicono esattamente il contrario. Noi paghiamo più dei francesi, degli inglesi, dei tedeschi, degli spagnoli. Come fa un popolo che paga più degli altri a essere un popolo di grandi evasori? Poi all'interno c'è chi paga e chi non paga, ma però lo Stato italiano, che usa l'alibi dell'evasione, dovrebbe smetterla e dovrebbe far funzionare meglio le cose, perché lui ha più risorse, più soldi dello Stato francese, di quello inglese, di quello tedesco, in proporzione al proprio PIL. Grazie.